Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Continuiamo le nostre sfide contro Beth Harmon. Ragazzi, alla fine mi sono visto la serie La regina degli scacchi, non ho potuto fare a meno, nonostante non sono un guardone di serie TV, ma ormai la pressione su di me era troppa, non ho saputo resistere. No, devo dire che è stata carina. Allora, vabbè, adesso mentre giochiamo magari commento. 1880, avevo già sfidato Beth 1880 una sera, mi era andata bene, speriamo di non fare figuracce, che vada altrettanto bene, sarà lunga, ve lo dico, se avete pazienza sarà una partita lunga. Si gioca e non voglio giocare misteriosamente, dimmi che non esco col nero, brava Beth, ti apro con D4, ti apro con D4. Non suona particolarmente bene. Sai che ti vado di Queen's Gambit? E dicevo, ho visto la serie e onestamente da scacchista cioè non mi ha fatto impazzire così all'infinito quanto tutti stanno dicendo che è la miglior serie di Netflix mai fatta, la gente che è impazzita, anche i non scacchisti, ma è una roba impressionante quello che è uscito fuori attorno a questa serie. E non vorrei dire una cavolata, ma dicevano che c'era un tipo qualcosa come 7 miliardi di dollari a budget a puntata e mi è sembrata un po' una roba esagerata, nel senso che avete notato tutte le scene in cui loro facevano che erano in macchina, erano palesemente dentro un garage con un green screen, cioè quindi vorrei tanto capire quei 7 miliardi dove sono andati. Certo, hanno ricostruito tutti i vestiti dell'epoca, tutte le cose dell'epoca, però insomma mi è sembrato un po' esagerato. Allora, tu qui mi stai facendo un po' di cose strane, intanto io mi sviluppo. E quindi no, ovviamente insomma carina per carità, ma se dovessi rivederla non la rivedrei, onestamente, bella ma non la rivedrei. Ora, devo solo capire se questo alfiere, se questa inchiodatura su questo cavallo mi potrà dare rotture sul lungo termine. Potrebbe essere di sì. Potrebbe essere di sì, come potrebbe essere di no. Non so se mettere l'alfiere in E2 e giocare in modo così strapassivo o metterlo in D3 dove l'alfiere avrebbe più roba da fare. D'altronde non so come togliermi poi da questa inchiodatura. H3 alfiere in H5. Se gioco subito donna B3 perdo subito qui, quindi no, alfiere 2. Alfiere 2 è la mossa prestabilita. Ok, io penso che qui ti debba catturare con l'alfiere. Cattura d'alfiere, cattura di pedone, però io poi ti faccio pressione su C6, quindi tu non potrai spingere in B5. Però ho paura che tu sia una grande spina nel fianco e se catturo col pedone in G apro la colonna G per la torre e dato che tu dovrai arroccare corto perché il tuo lato di donna è abbastanza sguarnito, allora potrei fare il trasgressivo con la cattura di pedone o potrei fare il bravo ragazzo con la cattura d'alfiere, ma io deciderò di fare il bravo ragazzo ovviamente. Allora, abbiamo capito che a Beth non piacciono troppo gli alfieri, dato che me li sta regalando come se non ci fosse un domani. Ok, c'è sempre questa cattura qui da tenere presente, perché può essere una rottura di scatole. Può essere una rottura di scatole. Prima di avventurarmi con mosse che mi piacerebbe tanto giocare, tra cui donna B3, donna C2 e altre cose, o donna D3 forse ancora meglio, preferirei arroccare. Io arrocco e arroccherà anche lei, presumo. Brava. Ora è il momento di sviluppare donna, sviluppare alfiere camposcuro, che forse prima o poi in qualche modo andrà in fianchetto con questa diagonale, oppure riuscirò a spingere E4 andando così. Questa è una bella domanda, lo chiederemo al fato. A me garba tanto donna D3, ma tanto.
Donna B3 minaccia qui con minaccia di alfiere. A5, possibile A5 o donna E7, spingo A3, si ritira e a questo punto è tenuto dalla sua donna. Donna B3, non lo so se donna B3, però c'è da dire una cosa, che donna B3 a seguito di un'ipotetica donna E7 ritirata d'alfiere, lui non potrà giocare cavallo qui, altrimenti io li catturo qui, quindi ecco, va bene, era andato un attimo via tutto. Ok, avevo cliccato un tasto sbagliato, volevo dire, quindi questo cavallo qui secondo me avrà problemi di sviluppo, se lo svilupperà in A6 un po' innocuo, credo. Tuttavia, credo che donna di 3 mi dia più... Boh, non so, mi sento che la donna controlla meglio il centro, la vedo più meglio, come si dice sempre dalle mie parti. Ok, sviluppato l'altro cavallo, adesso progetterò prima o poi una bella spinta su E4. Una bella spinta su E4, possibilmente senza perdere il cavallo. Ma se io questo cavallo ora gli faccio fare manovre di questo tipo così tu non me lo cambi, e però se il cavallo lo metto qui non può più supportare la spinta in E4. Devo fare sempre attenzione a questa cattura qui, sempre. E adesso tra l'altro lui minaccia, dopo cattura qui, lui minaccia anche questo tipo di spinta. Questo tipo di spinta mi creerebbe dei problemi. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Mi creerebbe dei problemi. Quindi, non so, tipo A3. Catturi, io catturo di peon. Catturi, spingi, posso catturare, ti trovi col cavallo a forchettarmi donna e alfiere. A meno che su A3 io non ti catturi di pedone, catturi qui, c'è sempre E5 e non mi piace. Non mi piace E5, proprio per niente. Ok, mi sta facendo troppa paura questa roba qui. Tac, tac. Magari la classica paura dei fantasmi la chiamano. Però mi fa paura, non so che dirvi. Allora, dai, intanto continuiamo a svilupparci. Manca questo alfiere da togliere a qui e bisogna piazzare le torri bene. Allora, questo alfiere lo potrei mettere in D2, ma è veramente inutile come mossa, veramente inutile. Quindi metto torre su D1, torre su colonna centrale che va in batteria con la donna, ma soprattutto che supporta la donna, quindi non ci possono essere giochini, dato che la donna mia è sospesa. Quindi, ok, cattura, io penso proprio che ti debba catturare con la donna. Ci sono altre cose? No, non penso proprio che ci siano altre cose. Catturo, A5. Questa non può giocarla. Vediamo cos'altro può fare che potrebbe rompermi le scatole. C'è sempre questa, però adesso sulla cattura non può catturare perché gli ho sparato la torre. Quindi devo dire che sono abbastanza contento di quella torre lì. Devo sviluppare l'alfiere, ragazzi. Allora io potrei giocare a 3, se lui mi cattura non catturo di pedone, altrimenti il mio alfiere è bloccato. Dovrò catturare di donna. Gioco B3, alfiere B2 e... bella questa diagonale disegnata da questa freccia. Quindi questa potrebbe essere una buona opportunità. A3, catturo di donna. E intanto A3 va giocata, quindi
può essere una cosa buona e giusta. Esatto, adesso ti catturo di donna. Torre 8 per supportare questa spinta. E supportando questa spinta catturo, tu catturi di torre, io catturo di donna, tu catturi di cavallo, io ti catturo la donna, tu mi catturi qui e ci ritroviamo praticamente con due alfieri. Aspetta che sono andato in botta. E5, catturo, catturo, sì, ci ritroviamo con due cavalli e due alfieri, praticamente ci ritroviamo così a giocare in codesto modo, ci ritroviamo così, solo che lui poi ha un cavallo qui dove mi può catturare qui e praticamente mi scombusso la struttura pedonale, quindi non mi piace e devo trovare un modo. Oh, ma sta spinta qui è una roba incredibile, è una roba incredibile che mi sta mettendo così in difficoltà. Se spingo E4, tac, tac, l'unica E4 spingo in D5, penso che sia l'unica onestamente. Altre mosse è inutile, cioè alfiere qui è veramente di una bruttura totale, c'è sempre questa, quindi E4 è abbastanza obbligatoria. Donna in B8 con l'idea di donna in B8 con l'idea di togliersi dalla torre, e ci siamo capiti. Ma questa non la puoi giocare perché perdi sempre qui, quindi non ho capito bene l'idea di quella mossa. Adesso il mio alfiere tra l'altro ha anche la diagonale libera, quindi onestamente potrebbe uscire e fare anche lavori di questo tipo che onestamente mi piacerebbero, così mi ritrovo con alfiere su G3 e alfiere su F3, gli alfieri sono affiancati e hanno un raggio d'azione praticamente potentissimo. Potrebbe piacermi come idea, vediamo se c'è qualche controindicazione. Questa spinta qui, ah, la donna da qui supporta anche questa spinta qui. Ecco perché la donna si è messa qui. Per sto punto qui, se spingo qui gli faccio un favore, perché si mette il cavallo lì, non lo schiodo più lì perché non c'ho più pedoni, quello chiamasi avamposto. Se spingo subito D5 in modo tamarro, cattura, cattura. Se spingo subito D5, secondo me è buona se spingo subito D5, no? Credo sia buona. Spingo subito D5. Cattura. Cattura. No, puoi spingere qui. Puoi spingere qui e dopo c'è anche questa spinta qui che mi fa parecchio male. Neanche questa è da prendere in considerazione. Sto vedendo che c'è G4, G5. Questo cavallo non ha una possibilità di andare da nessuna parte, anzi non ha proprio possibilità neanche di ritirata, tra l'altro. Quindi G4 potrebbe essere una mossa interessante, ma mi scopro un po' l'arrocco, un po' tamarra G4. D'altronde non ho troppi obiettivi di gioco, alfiere G5 è quella che mi piace, alfiere G5 E5, su E5 posso spingere, sulla cattura io catturo, c'è sempre la paura di questa roba qui. Ho troppa paura di quella spinta, ragazzi, non so come dirvelo. Magari faccio male, magari è tutto nella mia testa, ma si libera con quella spinta. G4. G4, basta che gioca H6, non posso più farla, quindi basta, deciso. Alfiere G5. H6, vedi che alla fine l'ha fatto lo stesso, ma questo fa parte dei miei grandi piani. Grandi piani. Ok. Ok. Bene, penso di essere abbastanza in vantaggio.
Onestamente penso di essere abbastanza in vantaggio dopo questa mossa. Qui c'è l'inchiodatura su questo pedone che non potrà mai togliersi, quindi potremo giocare che te lo lascio qui il pedone, te lo lascio qui. Ora c'è la minaccia da parte del mio avversario di G4 che mi costringerebbe alla ritirata perdendo questo pedone con morte istantanea da parte mia. H4 non risolve il problema, H3 obbligata ragazzi, obbligata, dico bene? Obbligata. Mamma mia che sofferenza sta partita, di una sofferenza immediata. Ok, vuoi supportare queste robe qui e avresti anche ragione. Avresti anche ragione e dunque devo contrattaccare il prima possibile. Allora, intanto se tu togli la torre da qui, io posso attaccarti qua. E intanto quindi questo pedone te lo lascio ancora una volta qui. Devo capire se portare questa torre in C può servire a qualcosa. Secondo me sì. Secondo me la torre qui in C sta parecchio bene. Sta parecchio bene, quindi ce la giochiamo così. Torre in E6 con l'idea di portare la donna qui. Oppure, non lo so, oppure cavallo qui, torre qui, non lo so, I don't know. I don't know the motive of this move. Ok, adesso. Ok, qui abbiamo sempre 1, 2, 3 attaccanti, sempre 3 difensori. La spinta. Catturo di pedone, non mi piace come va a finire, perché tu puoi spingere catturo di pedone, tu spingi, no che dico, non può spingere perché c'ha sotto la torre, quindi spingo, tac, tac, deve spostare la torre, la sposterà probabilmente qui, no non può che c'è il mio alfiere, tac tac tac, c'ha sotto la torre. Supponiamo che torni a casa, tipo vada qui, e io c'ho sempre praticamente il mio alfiere sulla sua donna, quindi è abbastanza buono. In più posso scendere anche con la donna in settima traversa, sostenuta dalla torre. Mamma mia ragazzi, mamma mia, ho vinto. Questa non me l'aspettavo. Però adesso c'è sotto questo pedone. Ecco, penso che sia la solita cavolata da computer per simulare il gioco umano, ma nessun giocatore da praticamente 1900 punti avrebbe mai fatto sta mossa nella storia della sua vita. Quindi penso che non ci sia nessuna trappola sotto. Catturo, sì, c'è il cavallo inchiodato. Penso che sia la solita cavolata da computer. Per questo non è poi divertente giocare contro il computer, perché ti giocano da gran maestro fino a una certa mossa, poi simuliamo il gioco umano, l'errore umano, ma nessuno fa sto errore. Quindi posso farla. L'unica cosa che mi scazza è darti l'alfiere. Però penso che sia per una buona causa, quindi ok, penso siano abbastanza obbligate queste mosse. Re in H7 è una mossa abbastanza azzardata. Re su casa chiara, adesso il mio alfiere campochiaro diventa più potente che mai. Adesso dovrei riuscire a giocare. Se gioco scacco e poi spingo in E5, penso di aver guadagnato anche un pezzo. Scacco, va qui. Se va qui, spingo qui. Sì, no, guadagno un pezzo. Sì. In teoria sì.
Ok, fammi controllare per l'ultima volta. Il cavallo può andare ovunque vada, perde qualcosa. Se sposta la non so, torre qui per dire, mangio prima il cavallo con scacco, poi c'è insomma, penso che this check don't scare me, e invece dovresti, per caso c'è questa. Non so perché il computer fa ste robe qui, ma ripeto, nessun giocatore al mondo da 1900 punti avrebbe mai fatto una mossa di questo tipo. Ok, hai catturato qui, va bene. E adesso sono indeciso se catturarti il cavallo. Poi mi ritrovo la torre. No, dai, ti catturo subito la torre a gratis, anche questa. Quindi si fa. Ok. Bene, adesso ho 3 attacchi qui sopra. Devo attaccare d'alfiere. Vediamo se torre qui sotto mi crea problemi. No, perché c'ho la ritirata d'alfiere qui o semplicemente in F3. Quindi penso che io riesca a guadagnarmi un altro pedoncino importante. Dopodiché, se gioco invece torre, tu sei costretto ad andare di cavallo e ti butto dietro l'altra torre. Credo che guadagni un pezzo. Credo che, cioè, guadagni un pezzo, non lo so. Credo che sia una di quelle mosse buone, però devo calcolarla bene. Devo calcolarla bene perché ho paura di fare cavolate. Allora, catturo qui, cattura qui, vado di torre qui e c'ho sempre la maggioranza di attacco. Cattura qui, cattura qui, cattura qui. Se il cavallo si sposta tipo qui, mi minaccia la donna, io gli minaccio la sua donna, non ho scacchi sul re, gli prendo la donna, lui mi prende la donna, io gli prendo la torre. No, la torre non l'aveva mossa. Ok, questa variante mi convince poco poco, onestamente. Facciamo così, giochiamo lisci, tanto siamo abbastanza in vantaggio, quindi su torre qui, ok, che non ha giocato. Adesso è interessante riuscire a venire con le torri da qualche parte, giù da qualche parte. Attenzione ai matti, però questa è abbastanza vinta. È abbastanza vinta. Una cosa che potrei fare è giocare alfiere 2, alfiere B1, supportando la donna sulle case chiare, in modo tale che il suo cavallo è inchiodato completamente qui. Dopodiché scendere giù con una torre e eliminargli il cavallo, in modo tale che io poi possa mattarlo in estrema semplicità. Re qui, vabbè, poi penso che sia abbastanza finita. Ok, donna qui. Perché ha messo la donna qui? Perché vuole... non lo so perché. Non lo so. I don't such. Però l'alfiere qui, oltre a supportare la donna, non fa un Kaiser. L'alfiere qui mi piace parecchio perché cioè, è molto più forte in F3 l'alfiere, secondo me. Controlla un mucchio di case. Quindi è un po' sprecato in A2. Questo alfiere sì, lo devo togliere da qui, assolutamente. Penso che mi piaccia più questa. Tra l'altro, finché la torre è lì, ostacola anche la spinta di questa torre. Non lo so, sono indeciso veramente tra alfiere qui e alfiere qui. Niente, dai, vado... Scelto, vado. Vado. Vado qua, scelto, così. Ecco, adesso che cosa succederà? Succederà che improvvisamente... questa. Non lo so, aiuto ragazzi, che cosa mi consigliate? Se io gioco torre qui...
La donna si deve spostare, ritorna dove era prima. Catturo. Non può lasciare qui, quindi torre qui, donna... Ecco, torre qui, perde quel pedone lì. Torre qui, donna qui, perde il pedone, torre qui dietro. Giusto, c'è donna lì dietro. Ok. Tac, tac, tac. Torre qui dietro che minaccia di entrare qui. Niente, dai, così, basta. Dicevo, adesso il computer inizierà a giocare come un gran maestro, perché solitamente è proprio questo quello che succede, che quando il computer è sotto di materiale, normalmente una persona normale perderebbe abbastanza in fretta, mentre lui inizia a giocare come il più forte dei gran maestri. Cambiamo i pezzi, tanto siamo sopra di una torre e adesso minaccio l'entrata di torre qui, che è abbastanza forte. Lui cosa può fare? Può farmi scacco, io vengo qui, lui può venire qui scacco, io gioco G3 e lui può venire qui attaccarmi. No, a questo punto è tenuto dalla donna, quindi sono abbastanza felice. Ho solo paura a lasciargli la prima traversa in mano alla sua donna, solo un po' paura. Ho solo un po' paura, a meno che non chiedo un cambio di donne, tipo con donna così, forse è anche meglio. Alla prossima minaccio donna qui con questa minaccia. Sì, facciamo così, giochiamo tranquilli. Cambio di donne, ho tutto tenuto, tranne questa, ma va bene, va bene. Giochiamo così. Non ti lascio la prima traversa. Premove, oh, ok, ottimo. Dovrei vincere abbastanza facilmente, dico abbastanza perché non sono mai sicuro. Torre qui, attaccando su F7, torre qui, cavallo... Dove può andare? Da nessuna parte. Vediamo se può venire a rompermi le scatole in qualche modo, penso proprio di no. Quindi torre qui è abbastanza importante. E poi con la torre catturerò questi pedoni. Ok, adesso forse catturerei d'alfiere, perché così poi minaccio scoperte, cose varie intanto. Oppure subito di torre e poi torre qui. Sì, sì, così, così, così. Torre. Torre scacco e poi torre in A7 per pappargli l'altro pedone. Ok, ora un bello scacco d'alfiere. Oh, attenzione, c'è quasi il matto. Scacco d'alfiere, viene qui. Scacco, mi cattura qui. Attenzione, attenzione, attenzione. Vabbè, io ti gioco prima G3. Tu però mi giochi G4 e io ti faccio scacco. Abbiamo detto G3, ti devo giocare prima. Attenzione, attenzione al matto. Az. Ok, l'ha visto, fa niente, fa niente. Vabbè, li catturiamo qui, no? Li catturiamo qui, penso che vada bene lo stesso. E ora questo pedone lo facciamo correre qui a bordo scacchiera. Lo facciamo correre a bordo scacchiera oppure faccio giocare B4? Perché così ho una mossa, due mosse, mentre... Se gioco subito B4, raga, ho guadagnato un tempo. Mamma mia, se sono un genio! Ma dove mi escono queste cose? B4, e ovviamente non può fare presa al varco. Cavallo qui. Ma io penso che sia giusta. Così o così. Vai, muovi quel cavallo da lì. Spingo. Cavallo. Spingo. Cavallo, spingo. Spingo. C'è cavallo qui in realtà. Ma non è un problema, basta che gioco cavallo. Basta che intanto ti catturo sto pedone.
o se no c'ho torre qui, cavallo qui. Vabbè, dai, intanto ti catturo il pedone, va? Così, sulla fiducia. Tu verrai con re, niente. Se ti minaccio il cavallo, dove lo metteresti il cavallo? Lo metti qui, né? Vabbè, intanto arriviamo col pedone in settima, che è sempre cosa molto buona e giusta. Molto buona e giusta. Ora ti minaccio il cavallo. Ora vai qui col cavallo. Ora vengo giù con la torre. Togli il cavallo, promuovo, sacrifichi. A meno che io ora non ti minacci il cavallo con l'alfiere. Però ho paura che sia troppo lento come piano, perché tac, e il re si avvicina. Tac, e il re si avvicina. Tac, no, sono in tempo. Quindi non spreco il mio pedone, anche se la partita è già vinta, ma ti gioco. Aspetta, su questa c'è questa, che è interessante. Però sì, va bene, te la gioco, questa. Questa è questa, va bene, andato. Se mi gioca questa, amen, promuovo a donna, ma almeno non perdo la donna. Credo sia giusta così. Ok, falla pure, niente. Ok. Ok, mettiamoci qua. Così non può andare oltre di qua. Attenzione solo, raga, allo stallo, Importante che abbia sempre un posto dove andare. Vediamo il modo più easy per finirla. Un modo bello easy e non troppo complicato. Mi viene in mente donna qui. Sì, dai, facciamo così. Donna qui, re qua. E adesso, con molta calma, attenzione, attenzione, torre qui. Ok, mizzica se mi hai rotto le balle. Donna qui. Ok, alla prossima c'è il matto. Alla prossima c'è il matto. Vero? Dico giusto? Dico giusto che c'è il matto, perché ora ti faccio... Oh, mi hai rotto le scatole, tanto anche. Ti gioco F4. Vabbè, dai, te la gioco. Non c'è davvero subito qualcosa? No, dai, non ci posso credere. Non c'è nulla. Tac, 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 matto. Tac, tac, vabbè, matto anche così. Tac, re qui, alfiere qui, matto. Quindi andiamo così senza rischiare, va? Donna qui abbiamo detto, giusto? Donna qui e alfiere qui. A meno che faccio subito donna qui. Donna qui e matto subito. Quindi va bene così. Va bene così. Siamo felici di questa soluzione. Wow! E vince, ragazzi, vince contro Bet. Ecco, la prossima sfida è con Elo 2400. Assisterete alla mia sconfitta inesorabile. Però questa partita mi è piaciuta. Mi spiace sempre che il computer a un certo punto ti regala le cose. Speriamo che me le regalerà anche a 2004. E niente, spero che vi sia piaciuta, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Anzi, poi l'analizzo. Però, già che 0 mistakes e 0 blunders, niente male. Vediamo cosa dice qua analizzando. Se avevo qualcosa di più meglio da qualche parte. Ok,
Ok, dai, su. Su. Volevo vedere anche la precisione. Precisione 95.88. Ok, vediamo un po'. Tac tac, ok, tutto a posto, tutto a posto. Ecco, la migliore era alfiere di 3, lo sapevo. Ok. Rocco, donna di 3. Ok, cattura, cattura. Ecco qui la migliore era catturare di pedone, forse era la migliore. Io ho catturato con la donna. Catturare di pedone forse per cosa? Ah, forse anche per fare una roba di questo tipo. Perché no? Perché no? Va bene, va bene. Catturato di donna. Spinta ottimo, è la migliore. Ok. Un'imprecisione? Alfiere H4, un'imprecisione? Dove l'avrei dovuto mettere? In E3. In E3. Perché in E3? Perché mai in E3 l'avrei dovuto mettere? Per fare cosa? Sì, prima o poi avrei spinto D5, ma non ho idea. Cioè, mi piace più questa, no? Non è più carina? Boh. Cioè, ho perso tutto il vantaggio. Cioè, da più 1,28 che avevo, dopo questa mossa... No, scusa. Eh sì. Cioè, da più 1,28 dopo questa mossa sono sceso a più 0,12. Mo. Ah, aspetta, c'era questa. C'era questa che lui poteva fare. C'era questa, catturo qui e donna qui con attacco doppio. Non l'ha fatta e non l'avevo proprio vista, onestamente. Onestamente, non l'avevo vista. Sì, vabbè. No, non l'avrei mai vista. Cioè, mai no, però non l'avevo vista. 0, 0, 0. Ecco perché è un'imprecisione. Ok, va bene. Vabbè, questo è stato un suo errore, poi da qui è stato tutto in discesa, doppio, ok, giusto, giusto, cattura d'alfiere. Ecco, qui cosa mi diceva? Dovevo giocare torre 1, lo sapevo. E alfiere F3 invece? Alfiere F3 come la valuti? È la migliore. Sapevo, invece io l'ho messo qui, alfiere in A2, è ottima. Vabbè dai, oh, anche questa è buona, non è che ci lamentiamo. Cattura, cattura. Qui cosa devo giocare? Donna in E5. E invece la torre qui come lo dava? Vabbè, buona, vabbè, meglio questa. Va bene, cambio di tutto, vabbè, eccetera. Poi qui c'è stato questo. Ah, qui mi aspettavo una mossa geniale. Qui mi aspettavo una mossa geniale. E invece niente. Va bene, ragazzi, poi qui è finita. Un errore grave. Ah, c'avevo torre a 6. Perché non l'ho giocata torre a 6. No! C'avevo torre a 6 con inchiodatura sul cavallo. No! Perché non l'ho vista? Non l'ho vista. Ho giocato torre C3. Non ci posso credere. Questo è un errore grave. Questo è un errore grave. Molto grave. E poi da lì attaccati. E va bene, va bene. E qui, ok, questa è la migliore, donna F4. È la migliore. C'era il matto? No, c'era il matto subito con alfiere C2. Porca zozza. E c'era anche il matto subito con donna, cos'è che mi stai dicendo? Donna B8. Cosa dici? Donna B8. Donna... No, aspetta, sta roba qui è... Ok, alfiere C2, c'è matto. Donna B8? Matto in 3, donna B8. Va bene, ho giocato questa, torre 5 e poi questa. Ah, c'era anche il matto così, in effetti. C'era anche il matto così. Va bene, va bene. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana.
Ci vediamo, ciao!